quando torno a Padova, e se a casa mia. Allora, mister, a volte si gioca molto bene e si perde, e a volte si gioca malissimo come oggi e si vince 3-1. Il calcio è questo, è detto bene, oggi forse è la peggior partita da quando sono qui e magari a Pordenone dove avevamo giocato bene a mio avviso abbiamo perso, il calcio è questo, bisogna saperlo accettare. Che cosa non le è piaciuto della sua squadra oggi? Ma la sufficienza, l'atteggiamento che abbiamo avuto, siamo partiti bene, abbiamo fatto gol, abbiamo avuto subito la possibilità di raddoppiare, forse sembrava troppo facile e poi quando tu giochi in punta di piedi succede quello che succede. Un vecchietto come Neto Pereira è un esempio per questa squadra, praticamente ha vinto da solo la partita contro la Pro Patria, un gol e 2 assist fenomenali. Neto è un esempio da seguire soprattutto per i più giovani, per quelli che magari vogliono guadagnarsi un posto in squadra è un esempio da seguire. Ha avuto anche problemi durante la settimana, ha fatto di tutto per recuperare e ha giocato una grandissima partita sotto l'aspetto anche della pressione, della corsa, dell'impegno, perciò questo è un esempio da seguire per i più giovani. Praticamente oggi si è guadagnato sulla terza in classifica e su un'altra squadra, però non sul nostro obiettivo che era l'Alessandria. Finché la speranza è l'ultima a morire, insomma c'è sempre voglia di lottare. Finché la fiammella è accesa teniamola accesa, lottiamo cercando di migliorare, di non fare delle prestazioni come quella di oggi, ma cercando di migliorarci e soprattutto di andare in campo con l'atteggiamento giusto.